Rieccoci, primus inter pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, avete visto il titolo, si riparte, oggi è ripartita praticamente l'Italia in tutte le proprie, quasi tutte le proprie attività, diciamo il 90% tutte, mi sembra di aver capito dal sindaco e anche dal prefetto ospite qui in studio, con delle belle soddisfazioni, speriamo che non sia il primo giorno ma che continui anche nelle prossime giornate. Abbiamo collegato, chi ci può parlare di questo, è una persona molto importante che ha i locali in tutto il mondo, New York, Hong Kong, in tutto il mondo davvero, e a Venezia, che è Arrigo Cipriani, proprietario dell'Alice Bar di Venezia. Lo ringrazio per averlo fatto attendere perché dovevamo collegarci prima. Grazie Cipriani, molto gentile anche lei. Allora, non ha riaperto lei oggi? No, non abbiamo riaperto perché fino a qualche giorno fa c'era questa misura impossibile da fare, cioè c'erano 2 metri tra un tavolo e l'altro, c'erano 4 metri quadrati per cliente e l'unica persona che ha sbloccato tutto è stato il nostro governatore Zaia, il quale ha messo delle misure che sono compatibili col nostro lavoro. Vi dirò che il nostro lavoro, per esempio l'Eris Bar, è 4,5 metri per 9. Con le vecchie misure significava non mettere più di 8 persone nella sala. Allora, siccome noi siamo conosciuti da tantissimi anni, mio padre l'ha aperto 89 anni fa, e io ci ho lavorato dentro gli ultimi 65 anni, 70 anni, non so, non mi ricordo perché ne ho 88 di anni, perché perdo la memoria del passato. Ma è un locale che è stato conosciuto nel mondo appunto per l'ospitalità, per l'accoglienza. Le dico subito che il nostro locale è una trattoria ed ha la caratteristica dei ristoranti, specialmente quelli del Veneto, che sono dei ristoranti straordinari. Le trattorie sono il nostro ristorante. Ecco, e dopo si possono fare a vari livelli, si vuole più o meno dipendenti. Noi abbiamo 75 dipendenti per 70 metri quadrati a disposizione dei clienti, ecco, per dire, allora, va bene, abbiamo un servizio forse più accurato, eccetera, però quello che è importante è questo tipo di accoglienza, in maniera che il cliente non abbia nessun tipo di imposizione e che si senta come a casa. E ha funzionato dappertutto, ha funzionato a Venezia da sempre e sta funzionando anche nel mondo, perché nel mondo siamo andati, pensi che il primo ristorante che io ho fatto a New York ha 38 anni e il proprietario non mi fa pagare l'affitto perché lo vuole lì dove l'abbiamo fatto noi e deve continuare a essere lì. Ecco, ma senti, in giro... Per cui, sì. No, prego, mi scusi se l'ho interrotta, prego. No, per cui queste misure che c'erano prima erano assolutamente incompatibili con qualsiasi tipo di attività. Adesso non è che possiamo aprire subito perché noi abbiamo 2 locali a Venezia, uno che per fortuna ha anche degli spazi esterni e pensiamo di aprirlo nello spazio di una settimana, 10 giorni, stiamo per organizzarlo, che è nell'isola della Giudecca. Il sindaco di Venezia ha già detto che a Venezia non si pagheranno i plateatici, che automaticamente potranno essere raddoppiati i plateatici, ecco che allora con queste misure e queste iniziative senz'altro possiamo aprire. Resta il fatto che io ho ascoltato, anche se non c'ero, quello che ha detto il ministro D'Incà ed è stata una esposizione molto ottimistica, molto... sempre una proiezione nel futuro, stiamo per fare, sta per arrivare, vediamo, non è arrivato niente, perché le banche hanno fermato tutto. Le banche, non è vero, scusi se dico che il ministro non ha detto delle cose vere, ma non è vero che le banche stiano facendo le loro pratiche, perché fanno le pratiche quando proprio il cliente è talmente buono che gli danno i soldi senza neanche pensarci, ma appena ci sono delle difficoltà stanno ancora aspettando che il governo dica esattamente il protocollo che devono fare. Ecco, io faccio il paragone per esempio con New York. A New York abbiamo quasi 2500 dipendenti, lo Stato ha immediatamente dato i soldi direttamente ai lavoratori. E questo è successo a Dubai, è successo in tutte le parti del mondo. In Italia la prima cassa integrazione è arrivata 4-5 giorni fa, una piccola parte. Allora, sì, tutto si può dire, continuano a dire va tutto bene, faremo 800 miliardi. Io quello che posso pensare è questo, cioè noi non dobbiamo andare
in Europa a chiedere la carità, perché abbiamo un debito più alto di tutti quanti gli altri. Allora vediamo un attimino che cos'è questa Europa. Se pensiamo a un'Europa finanziaria, è un'Europa del denaro, allora siamo molto sotto agli altri. Però io credo che il concetto di Europa, come l'ha ipotizzato anche il ministro D'Incà, è di un'Europa degli Stati Uniti d'Europa. Allora, tra gli Stati Uniti d'Europa, l'Italia è l'unica che ha una cultura più lunga di tutti quanti, assieme alla Grecia naturalmente. È noi che abbiamo fatto l'Europa. L'Europa, l'Italia, non ha una città uguale all'altra. Ci sono delle diversità incredibili. L'Italia è piena di anime, perché se io penso che un artista, un grande architetto, quando ha fatto qualche cosa ha messo l'anima dentro. Venezia è una città fatta di anime. Io credo che l'uomo che ha messo la prima pietra sotto la chiesa di San Marco sapeva che non l'avrebbe vista finita, però l'ha messa lo stesso, e questa è anima. E non è stata fatta con i preventivi. Quando hanno fatto il Palazzo Ducale non hanno pensato quanto sarebbe costato, l'hanno fatto perché hanno fatto delle cose straordinarie. Allora queste cose devono essere messe in conto dall'Europa. Bisognerebbe dire all'Europa: cari signori, se noi usciamo dall'Europa, l'Europa non esiste più, basta, è finita, perché quello che abbiamo noi in Italia, e anche che si riflette sulla popolazione, non vorrei darmi delle arie, ma io credo anche me le do, va bene, ecco, perché il popolo italiano è così conosciuto nel mondo? Perché siamo diversi dagli altri. Abbiamo dentro qualche cosa, il DNA che è diverso. Ma secondo lei, Cipriani, mi scusi, ma secondo lei perché non lo facciamo? Perché uno non si toglie? Perché il futuro è l'Europa assieme, perché l'unità ci ha sempre insegnato a fare la forza, quindi togliersi vorrebbe dire andare ancora più in difficoltà. Lei perché invece vorrebbe togliersi? È sicuro nel togliersi che le cose funzionano meglio? Sì, ho capito quello che dice. Non vorrei togliermi, ma vorrei fargli capire che devono aiutarci. A prescindere dal nostro debito pubblico, devono aiutarci, perché il nostro è noi siamo l'Europa, direi addirittura siamo l'Europa, che ragionino loro. Io non voglio stare in Europa, perché l'Europa evidentemente ha dei vantaggi, però perché, come mai la Gran Bretagna è andata via? Adesso tutti quanti dicono: ha fatto male. Non ha fatto male. La Gran Bretagna è l'unica nazione che ha vinto la guerra. La seconda guerra mondiale è stata vinta dalla Gran Bretagna, tutti gli altri stati d'Europa l'hanno persa, Francia, Germania ovviamente, va bene, quindi l'hanno persa tutti. Allora, perché gli inglesi sono andati via? Perché si sono sentiti abbandonati dall'Europa, si sono sentiti messi in una condizione di inferiorità, e questo lo devono capire. Non è l'Europa, se l'Europa fatta sull'euro non esiste, non può esistere. Certo. L'Europa deve essere fatta di Cipriani, altri tipi di valori. È preoccupato per il futuro, quindi lei cosa farà? Riprenderà il turismo a Venezia, il suo Erismar inizierà a funzionare, la Giudecco dove si trova vicino a San Marco funzionerà, cosa farà il signor Arrigo Cipriani, che è uno storico ovviamente nel suo lavoro nella nostra città veneziana, Beh, io continuerò a fare quello che ho sempre fatto, va bene, ecco, perché io ho sempre lavorato 6 giorni su 7 e continuo a lavorare, per fortuna, anche se ho 88 anni, mi segue una grande salute e sto bene. Finché sto bene non mi ritirerò mai. Continuerò a farlo. Io credo che, proprio pensando al futuro, io sono sicuro che la nostra nazione, diciamo anche Venezia in particolare, ci metterà almeno 8-9 mesi per ritornare a ritmo come prima, ecco, come minimo, perché devono ancora aprire ristoranti in tutto il mondo, la gente non ha ancora cominciato a viaggiare, gli aerei sono ancora a terra, dunque prima che si crei e che cominci ad andare avanti questo volano ci vorrà del tempo. Poi credo che bisognerebbe anche prendere delle iniziative
che non ci sono ancora. Per esempio stabilire che i pranzi delle ditte dovrebbero poter essere dedotti dal reddito, capisci? Ecco, cioè, facilitare in questo senso, facilitare la gente a dare delle andare nei facilitazioni, ristoranti. certo. Anche per la ditta stessa, non esiste questa roba qua. Certo. Peccato che in Italia sia legata così tanto al fisco. Ecco, è una nazione estremamente fiscalizzata. Le posso dire che io ho dovuto versare una rata di 90.000 euro il 30 aprile perché era una di quelle rate bonarie e ho dovuto versarla. Allora mi sembra che avrebbero potuto dire: guardi, non la versi oggi, la versi fra 3 mesi, fra 4 mesi. I debiti col fisco dovrebbero essere distanziati a 10 anni, tanto non cambierebbe nulla nel bilancio dello Stato. Invece non hanno fatto niente di tutto questo. Mi dispiace, devo dire che abbiamo un governo che non ha capito assolutamente l'italiano la problematica e gli imprenditori italiani. Certo. Senta Cipriani, io gli faccio i complimenti per l'età perché li porta da Dio, la invidio, perché davvero ha una grinta straordinaria, se tutti i italiani hanno una grinta sua, davvero credo che l'Erisbar continuerà per moltissimi anni ad essere aperto e vedrà che prima o dopo funzionerà visto la carica che lei ha. Quindi la ringrazio e le auguro un in bocca al lupo e grazie anche per la sua disponibilità per questo collegamento. Grazie Cipriani. Grazie. Va bene. Grazie mille. Allora 88 anni li porta in maniera magnifica. Sentite, allora adesso sono con voi due. Prima però, Sindaco, credo che bisogna riconoscere che gli angeli di questo territorio sono stati medici, gli infermieri. È stata fatta una canzone, allora prima di iniziare il nostro ragionamento con voi ve la faccio ascoltare, che sicuramente l'avrete sentita, che è Rinascerò, rinascerai, ovviamente scritta da due componenti di Pooh e ovviamente è dedicata a tutti ovviamente quelli che hanno lavorato e che purtroppo tanti hanno rimesso la vita proprio lavorando e salvando altre vite, e sia doveroso iniziare con voi questo tipo di ragionamento ascoltando questa canzone. Era doveroso. Andiamo in pubblicità e poi iniziamo a parlare con il sindaco Giordani e il prefetto dottor Francescheria tra poco. Dennis.